Ospitiamo anche questa settimana il punto di vista di Paolo Martin, che questa volta ci darà la sua opinione sul settore delle barbabietole. Sappiamo che questo è un comparto in sofferenza ormai da diversi anni a causa del dumping di paesi come la Germania. Insomma, cerchiamo di capire qual è appunto l'opinione di Paolo Martin su questo. Ecco, parlare di barbabietola da zucchero non può prescindere da un ragionamento che trova riscontro anche nell'attualità di questa nostra produzione agricola. Un ragionamento che comunque parte dalla storia. Ecco, questo nostro paese ha avuto, e in particolare nel Veneto, ha avuto delle grandi risposte dalla coltivazione della bietola, sia sul piano industriale che sul piano delle produzioni agricole. Pensiamo che lo zuccherificio di Pontelongo, unico rimasto oramai in Veneto, risale fin dai primi del Novecento e ha prodotto la storia di un paese, Pontelongo proprio, ma di fatto ha dato la storia a un'agricoltura di tutto il nord-est. Partendo da Pontelongo, si è sviluppato in un sistema. Pensiamo anche a quanti zuccherifici che c'erano nel nostro paese negli anni 50, 60, fino agli anni 2000 poi del secolo scorso, ma quanta era la produzione della barbabietola e quanta soddisfazione ha dato la barbabietola da zucchero ai nostri agricoltori. Era una produzione che aveva anche grandissimo bisogno di manodopera, per cui poteva essere fatta in maniera importante anche dalle piccole e grandi aziende, e ha dato molte soddisfazioni economiche. Negli ultimi anni la trasformazione e la globalizzazione dei mercati ha portato a una grande trasformazione del settore, ha portato alla presenza sostanzialmente in tutto il nord di due zuccherifici, in particolare di una cooperativa che si è fatta carico poi di seguire questo settore, e mi riferisco in particolare alla CoproB, dove bisogna di fatto levarsi tanto di cappello proprio per la capacità che ha avuto al proprio interno di innovarsi e di far sì che comunque possa continuare ancora la produzione della barbabietola, facendo anche investimenti importanti, investimenti di trasformazione, garantendo e assicurando coloro che vogliono fare barbabietola anche in maniera dignitosa. Ecco, è necessario però che non ci siano soltanto i produttori che si impegnano attraverso le proprie cooperative in quest'ambito. Ecco, noi crediamo sia estremamente importante, soprattutto in questo periodo particolarmente delicato, dove i prezzi non confortano assolutamente i produttori. Molti stanno dichiarando di non poter più produrre proprio per l'incapacità di sostenere i bassi redditi che comunque sta dando. Ringraziando l'impegno di questa cooperativa, anche quest'anno arriviamo a oltre 30.000 ettari di semine. Sono programmati oltre 30.000 ettari di semine. Non è cosa di poco conto, è cosa che dà ancora valore a questo settore. È chiaro che comunque sono necessari, e come dicevo poc'anzi, investimenti da parte delle istituzioni a beneficio dei produttori agricoli, perché la competizione che esiste oggi sullo zucchero è una competizione che ci vede ai noi perdenti. La barbabietola è una produzione che comunque è necessaria per la rotazione delle aziende agricole. Noi sappiamo quanto importante sia la rotazione all'interno delle aziende agricole. Sappiamo anche che il produttore agricolo può fare questa produzione se ci ricava del reddito.
non può più sopportare diminuzioni del 10% del reddito di anno in anno, proprio per il fatto che comunque se non c'è reddito non c'è vita, e allora il produttore cerca e trova probabilmente altre soluzioni sul mercato, magari a minor impegno di lavoro, e quindi perderemmo anche sul fronte dell'occupazione, oltre che a maggior soddisfazione sul piano reddituale.